Posso? Allora, ciao, io sono Giorgio HRP, questo inizio l'abbiamo fatto dopo il video, fa un po' schifo. Adesso lui sta entrando con la chitarra dopo che l'ha lasciata. Perché? Perché deve essere uguale a quello che dopo monterà in post-produzione. Stai zitto che sto parlando io, ti spacco la faccia. Ma noi siamo soci, noi lavoriamo insieme. E adesso io dovrei avere anche il cappello. Adesso io dovrei avere anche il cappello, perché? Perché all'inizio del video io avevo il cappello, se mi calpesti il plettro ti uccido. Quindi adesso io dovrei stare così, ok? E adesso se questo non lo metti io ti spacco la faccia, chiaro? Devi metterlo all'inizio, l'ho messo al contrario il cappello per colpa tua. Vabbè, il cappello non stava così, stava più o meno così. Ok, benissimo. Ora vai via. Ok, adesso da questo momento in poi lui per sotto mio obbligo metterà all'inizio dell'altro video. Ok, dell'altro faccio così perché mi si vede di più. Di qua me ne scompaio. Quello che abbiamo è sempre lo stesso video, però tu l'avrai tagliato in pezzettini minuscoli come la pancetta. Ok. Posso sedere pure? In questo video non diremo un cazzo. Nulla. Zero. Niente. Perché sei qui? Perché, vi dico subito perché siamo qui. Perché lui doveva farsi le foto per la grafica, no? Sì. Con la mia macchinetta nuova. Confermo. Questa cosa la farò anche dopo. Dove stiamo? Sì, io avevo chiesto Di fare le foto. Perché la nuova grafica non lo capisco. Allora, in realtà io la grafica gliel'ho fatta senza foto. Potete vederla qui. Possiamo chiudere? No. Che poi in realtà io non sto mai guardando nell'obiettivo. Sto guardando lo schermetto, la gente mi prende per un cerebro reso. Allora, ok. Lasciami il cane! Non so per un cerebro. Per i prossimi 20 video che ci saranno di video. Cioè, ok, cioè io guardo sempre là. Gigo guarda sempre là, in realtà l'obiettivo. Ecco, adesso sto guardando l'obiettivo. Pure io ora sto guardando l'obiettivo. Devo coprire Roberto, lo sto guardando. Io sto guardando l'obiettivo. Vabbè, basta, noi abbiamo finito, io devo andare a un compleanno e sono ancora alle 6, ma devo trovarmi da una parte alle 7. E questa parte non sono alle 6. Sono le 6 passate. Sono le 6 e 6. Abbiamo perso la sceneggiatura. Perché ho voluto resettare le pagine. Qua c'è gente che perde le sceneggiature. Allora, si è attrezzato finalmente dopo quanto tempo è che c'è hashtag? Quasi un anno che c'è hashtag e finalmente ci siamo un po' attrezzati. Allora ci siamo un po' attrezzati. Togli il piede dal filo per Diana, grazie. Abbiamo preso non facciamo pubblicità, è uno Zoom H2N che mi è stato consigliato da Aitonio, se non sbaglio si chiama così il canale, non lo so, comunque è un bel canale. Stai fermo che sei incapace di suonare. Poi invece lì abbiamo una Canon che è una Canon 600D. Non si mette così una vabbè, noi l'abbiamo pagata un bordello di soldi perché abbiamo lavorato tanto in quest'anno. Diciamo che e dopo aver incassato milioni con diversi film e corti che abbiamo fatto, sì. Infatti vedete tutti quei video che dicevamo non possiamo caricarli perché ci sono quello. Il fatto è che adesso noi gli strumenti ce l'abbiamo, ma vi faccio una domanda vi faccio una domanda e voglio una risposta nei commenti. Secondo voi noi concluderemo un cazzo nonostante abbiamo tutti gli strumenti? Il problema vero è che abbiamo provato 2 volte sta cosa, il problema vero è che nonostante questa sia la prima domenica in cui io possa girare, dato che la macchinetta l'ho presa giovedì. Allora, tanto la macchinetta non ho trovato una persona che volesse girare, diavolo. Tutti no, non mi vola, devo dormire. Allora facciamo così, se questo video dovesse mai raggiungere voi le 200 voi questo qua se mai venisse caricato sto video prima di se mai dovesse raggiungere le 200 visualizzazioni io prometto che anche se lui non vorrà gli insegnerò a suonare la chitarra. Ho fatto spam per un mio video, quindi chiedo scusa a tutti quelli a cui ho rotto le scatole col mio ultimo video che lui gentilmente metterà qui sulla sua faccia perché non si deve vedere. Lui è quella persona che dovrebbe poi montarmi video, capisci? Cioè, ho dato una nassata sulla chitarra. Il peccato.
puoi parlare da persona sedere 2 secondi, perché è una cosa che magari può, magari lasciando anche quella cosa che c'hai in mano. Non è che non mi va di fare niente. Cioè, gli ho chiesto una volta, mi fai una canzone che devo fare un move. Il move, per chi non lo sapesse, la metto qua cos'è il move. No, spiego anche a me. Perché devi sapere che la maggior parte dei nostri spettatori è tutta gente acculturata, capito? E magari potrebbe essere tua zia, mia madre, non è vero mia madre no, però insomma non lo so. Potrebbe essere Daniel Mastria che Si chiama Daniele, non so perché ha messo Daniel, lo odio, Daniele io ti sto odiando. Si chiama Daniele Mastria, è una persona molto figa, cioè si interessa di questa roba. A proposito, volevo consigliarvi un gruppo musicale che sono i Resina Sonora, è un gruppo a cui tengo tantissimo perché sono molto bravi, molto. Davvero, magari che ne sai, potrà anche un giorno se facciamo qualcosa di decente potrà anche ricambiare. Qua quello che so che c'è un canale dove suona la chitarra sono io. Tu a questo punto dovresti avere un cavalletto in mano, ma non prenderlo perché sennò ti cade la macchinetta. Sì, abbiamo anche un cavalletto, giuro che ci abbiamo il cavalletto. No. Possiamo fare i seri un secondo, no, non possiamo. Ma che dobbiamo dire? Tu mi rompi i coglioni tutti i giorni con i tuoi progetti e non li puoi dire adesso davanti a una. Ok, dai, dice. Ma non posso spoilerare più di tanto io. Spoilerare. Non concludiamo mai un cazzo. Vabbè, appunto, perché se invece io non li dico. Sì, l'effetto a sorpresa ci piace a tutti, insomma. Allora, facciamo qualcosa da dico, dai. Cerchiamo 2 ragazze. Sì, 2 ragazze che sappiano ballare nella zona di Severo, Sternatia e Zolino. Se qualcuno li va, metto un commentino qua sotto e dice voglio partecipare. Va bene? Mamma mia! Fa caldo la Vaffanculo! Fa caldo là sotto! Dobbiamo sbrigarci. Ma che dobbiamo dire? Niente, abbiamo detto tutto, non abbiamo detto un cazzo, non diciamo un cazzo. Ok, ah. Magari dopo a telecamere spente. Ma lui rompe il cazzo ogni volta. Non ce la faccio. Allora, dicevo, oggi è domenica 7 aprile. Questo video sono sicuro che uscirà prima di un mese, conoscendolo. No? Possiamo chiudere. Dai, chiudiamo. Ok, come ci insegna Will Bush, noi questo video lo chiuderemo a Ciao! No, dovevi chiuderla a merda. No, vabbè, non lo guidiamo a merda. Come lo guidiamo? Sai cosa sarebbe figo? Se all'improvviso si interrompe questa frase e finisce il video. Quale frase? Questa. Abbiamo fatto per il finale. Sono fiero di te.